Benvenuti, oggi è giovedì 21 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:45 e tramonta alle 16:46. La luna si leva alle 22:14 e cala alle 12:06. La Chiesa oggi celebra la presentazione della Beata Vergine Maria. Il nome Maria deriva dall'ebraico Mariam e significa principessa signora. Il 21 novembre di ogni anno si celebra la giornata mondiale della televisione. In occasione del World Television Day ricordiamo il primo forum televisivo mondiale tenuto dalle Nazioni Unite il 21 novembre 1996 sulla crescente importanza della televisione ed il ruolo sociale che questo mezzo rappresenta. Si tratta di uno strumento che è in grado di informare, influenzare l'opinione pubblica e divulgare informazioni scientifiche. Auguri all'attrice, regista e cantante statunitense Goldie Hawn, i brani soul R&B della storia della musica internazionale. Il 21 novembre 1975 la band dei Queen si aggiudica il suo posto nell'Olimpo del rock mondiale con l'uscita del quarto album A Night at the Opera. Il disco contiene la cover dell'inno britannico God Save the Queen e due brani di punta, Love of My Life e Bohemian Rhapsody. Quest'ultima diventa una pietra miliare della musica di tutti i tempi. Ma sapete come poter utilizzare l'energia solare? Si può utilizzare per riscaldare l'acqua attraverso i collettori solari oppure trasformandola in energia elettrica grazie all'utilizzo di pannelli fotovoltaici e all'effetto fotoelettrico, per cui all'interno del materiale che viene irradiato verrà prodotta una corrente elettrica. Ma sapete qual è l'impianto solare più grande del mondo? Si trova in India ed è costituito da oltre 2,5 milioni di pannelli solari. Buongiorno ai 12. Oggi una luna congiunta a Marte sembra essere agguerrita e con volontà bellicosa di trasformare tutto, ma le trasformazioni che auspica sono assolutamente rivoluzionarie e positive per lo zodiaco. Vediamo come. Ariete. Essendo una luna congiunta a Marte in trigono è assolutamente congeniale, il vostro Marte avrà tutta la capacità di capire come affrontare le cose assolutamente in maniera assertiva ma anche morbida e decisamente consapevole dei bisogni degli altri, quindi un guerriero molto democratico. Ecco cosa siete del resto, dei grandi guerrieri che tengono conto di tutto quello che hanno intorno. Toro, la vostra giornata oggi prevede una luna e un Marte nemici. Oggi potrebbe farsi sentire un po' più del solito l'opposizione del Sole, avvantaggiata da queste quadrature e in più la nuova posizione di Plutone. Oggi è una giornata ideale per essere sereni nel lasciare andare qualcosa che non vi appartiene più, per concludere un affare e dare una svolta alla vostra vita in una maniera molto significativa. Gemelli, quanto mai fortunata questa luna con Marte nel vostro terzo campo ideale che vi aiuta a sopperire all'opposizione di Mercurio. Oggi il vostro dire sarà carismatico e assertivo e si farà proprio come dite voi. Prendete in mano una situazione che qualcuno vede come una patata bollente e risolvetela con la vostra solita genialità. Cancro, giornata oggi decisamente importante per la conclusione di qualche affare, per capire che le spese vanno assolutamente limitate. Oggi probabilmente potreste avere comunque l'idea di investire in una maniera economica un po' rischiosa, ma che nel tempo potrebbe dare i suoi vantaggi. Leone,
La Luna oggi è ospite nei vostri gradi e la sua congiunzione a Marte vi rende assolutamente assertivi e pieni di volontà. È la posizione del Sole che comincia a fare trigono ai vostri gradi e che garantisce comunque un'aggressività assolutamente costruttiva, volta a distruggere dei muri o dei limiti di qualcuno che non vuole probabilmente il vostro successo e finalmente vi porterà a sbaragliare i nemici. Vergine, giornata oggi molto interessante proprio perché Plutone agisce in una maniera molto più leggera nei vostri confronti e perché Marte e la Luna sono nella vostra casa dell'intuizione. Oggi sarete bravissimi a percepire il pericolo e a capire dove non è il caso di impelagarvi in discussioni o in un avere a che fare con persone che non seguono bene la vostra linea in senso etico. Bilancia, un Marte e una Luna che contribuiscono a sopperire alla quadratura della bella Venere. Oggi le passioni saranno assolutamente sovrane nel vostro cielo e cercherete assolutamente di dare una direzione ai sentimenti e alle cose che avete intorno. Nel lavoro riuscirete a essere leader. Scorpione, giornata oggi molto interessante proprio perché il Sole negli ultimi gradi del vostro segno zodiacale fa da punto di raccordo tra Plutone in Acquario e Marte e Luna in Leone, rendendovi assolutamente potenti e cercando di trarre il meglio da una situazione che vi renderà assolutamente protagonisti della vostra vita lavorativa, passionale ed esistenziale. Sfruttate bene la giornata. Sagittario, una giornata oggi piena di grande movimento per voi. Il Sole si sta per avvicinare nei vostri gradi e già sentite un'aria diversa, anche se Mercurio proprio non riesce a sciogliere i dubbi di Giove e la caoticità di Nettuno vi fa sentire non ascoltati da chi vorreste. Il vostro ottimismo invece vi aiuterà a migliorare la condizione economica e a cambiare anche delle decisioni in corso d'opera che sono sempre sinonimo di grande intelligenza. Capricorno, bella la vostra Venere che ancora con Saturno vuole costruire amore eterno. Mentre tutto il resto dello zodiaco si confonde, proprio voi che siete i meno romantici, tra i meno romantici dello zodiaco, oggi pensate solo a quanto siete fortunati in amore. Più bello di così. Acquario, giornata oggi che prevede l'opposizione di Luna e di Marte sul vostro Plutone, ma un rapporto con il Sole decisamente interessante che fa da punto di raccordo, quindi prendere delle decisioni importantissime che decostruiscono alcuni accordi, ma che saranno funzionali intanto a riprendere la vostra libertà, ovvero la cosa più preziosa che per voi Acquario esiste, ma anche per iniziare una possibile collaborazione con tutt'altro. Pesci, giornata oggi che prevede ancora un Saturno che dialoga bene con Venere, ma che proprio non si accorda con Giove, forse troppi impegni che a volte vi fanno sentire stanchi, ma impegni in cui siete comunque convinti di investire e di investire bene. Ancora pensate di non riuscire a esprimervi bene perché Mercurio e Nettuno, che nei vostri gradi si confondono un po', dovete solo carburare e abituarvi alla nuova strada che avete scelto che vi porterà ad una vittoria. È stato Thomas Edison a ideare la prima macchina capace di registrare la voce umana e di riprodurla. L'invenzione del fonografo venne annunciata il 21 novembre del 1877. Edison ne immaginava già gli usi, dalla dettatura negli uffici alla realizzazione di libri per i non vedenti, ma poi fu la musica la chiave di diffusione del nuovo strumento. By hook or crook, letteralmente traducibile con il gancio o l'uncino. È un'espressione semplice e diretta per indicare qualcosa che o con le buone o con le cattive deve essere fatta. Questa frase può avere delle connotazioni negative, venendo associata anche a un approccio poco etico per ottenere ciò che si desidera. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
matto di oggi è il pittore René Magritte. La morte della madre, avvenuta durante la sua adolescenza, segnerà non solo la sua vita, ma anche la sua produzione artistica. Il corpo della madre venne infatti ripescato dal fiume con la testa avvolta nella camicia da notte. Questo volto inaccessibile sarà la cifra stilistica dei 1000 volti inaccessibili presenti nella sua produzione. Vive una vita ai margini della scena parigina, tenendosi al riparo dai fasti della mondanità e dai circoli artistici. A lui interessa la sua produzione, creare l'irreale dal banale, connettendo la realtà in modi assolutamente bizzarri. Dopo aver raggiunto la fama oltreoceano, dopo la guerra dirà: a quanto pare alcuni dei miei dipinti sono venduti per milioni, ma questo mi è indifferente. Ci salutiamo con la frase del giorno. La felicità non è una stazione d'arrivo, ma un modo di viaggiare. Vi auguro un giorno pieno di curiosità e voglia di guardare il mondo proprio come fanno i bambini, viaggiando con la fantasia. Grazie di essere sempre con noi. Ci vediamo domani, sempre qui su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.